Com'è l'uva quest'anno? Bellissima, un'annata straordinaria. In vita mia mai visto un'annata così. Ciao ragazzi, benvenuti nell'archivio di famiglia conservato in questo cavò dove ci sono le annate dal 2000 in avanti dell'azienda agricola Calabionda a Marano di Valpolicella. E qui è praticamente conservata la storia enologica da quando Alessandro ha cominciato a lavorare qui, seguendo le orme del papà e del nonno. Lui insieme al fratello questa azienda l'hanno presa, l'hanno trasformata, l'hanno ampliata, ma sono partiti dalle basi, dalle mani messe nella terra, perché secondo loro, e adesso sentirete, è da lì che si comincia a fare vino. Ma voi è come se foste nati in vigna? Sì, abbiamo costruito, rifatto tutti questi muri a secco quando eravamo bambini, affiancavamo i muratori e poi da grandi, più che altro mio fratello, che lui segue più la parte della vigna, Quindi le fate abbiamo tu le sistemato marogne? Abbiamo sistemate tutte personalmente, come si vedono in questo terrazzo che è fantastico, con un'esposizione ottimale e, insomma, una grande soddisfazione poi vedere il frutto del lavoro che abbiamo fatto in quegli anni e adesso con la produzione in corso è una soddisfazione totale proprio. Io le marogne le definisco delle opere di arte contadina. Certo. Alla fine è vero, però Sì. guai se non ci fossero. Diciamo che anche a livello idrogeologico la sistemazione che creano proprio nei livelli, no, delle pendenze creano questo fantastico anfiteatro che poi ha anche una sua valenza, diciamo, proprio dal punto di vista idrogeologico, come dicevo, per mantenere intatto il territorio e anche il corso dell'acqua. Le marogne sono anche un valore aggiunto per il vino alla fine? Beh, assolutamente sì, come si può notare ogni vigna è su un diverso livello, per cui l'esposizione che abbiamo dei raggi solari è praticamente ottimale rispetto magari a un vigneto in pianura dove sicuramente c'è qualche zona più d'ombra, diciamo, quindi a livello proprio di raggi ultravioletti e di sole in generale qua ne abbiamo più che a sufficienza, insomma, ecco, quindi direi che anche dal punto di vista proprio della qualità è sicuramente un valore aggiunto, insomma. Sì, perché se fa fatica a fare qualcosa, vero? Assolutamente. Il mondo del vino non è una cosa facile, serve sacrificio, serve carattere, perché anche una grandinata ti può portare via tutto e hai lavorato un anno per nulla. Ma quello che più mi dispiace è che forse il mondo del vino non è più nostro, non è più di noi contadini. Quindi ecco, questa è una cosa importante. Siamo noi che manteniamo la terra, siamo noi che viviamo in questo luogo e ci saremo sempre. C'era ieri mio padre quando faceva fatica a sopravvivere con il vino. Ci siamo oggi noi che raccogliamo i frutti di questo momento eccezionale per la Valpolicella. E spero ci sarà mia figlia e oggi sto lavorando per lei, per creare qualcosa di continuativo, una visione di lungo periodo che spesso purtroppo manca in questa zona. La passione di Nicola e Alessandro non è soltanto per il rispetto del territorio, per la produzione di Amarone, anzi rischia addirittura di andare controcorrente, se vogliamo. Perché? Perché è vero che l'Amarone è forse, anzi è sicuramente il vino più prestigioso della Valpolicella, ma è anche vero che è il Valpolicella stesso l'anima di questa terra, perché è il vino più antico, quello che maggiormente per secoli ha caratterizzato tutto il territorio. E uno degli obiettivi, uno dei punti fissi nella filosofia enologica e produttiva di Alessandro in particolare, è la riscoperta di questo vino contadino, il vino di un tempo piacevole, beverino, fresco. Quindi, che cosa vuol dire puntare su un vino come quello nella terra dell'Amarone? Per me la Valpolicella è una grande terra, lo dirò sempre, è un po' la Borgogna dell'Italia. Ancora forse non lo abbiamo capito, neppure noi produttori che seguiamo
a tutti i costi il metodo dell'appassimento, che fa un grande vino, che è l'Amarone, ma certamente non è il vino terroir, non è il vino della zona. Il vino terroir è il Valpolicella, la Corvina è il Pinot Nero selvatico dell'Italia. Ecco, io credo che il Valpolicella sia un vino incredibile e che troppo spesso viene visto o viene prodotto come il secondo figlio, la seconda scelta dopo l'Amarone. Ecco, vanno dedicati dei vigneti per il Valpolicella e dei vigneti d'Amarone, non si può fare Amarone ovunque e dobbiamo lasciare di più, lasciare qualcosa di buono se vogliamo fare un grande vino. Forse sarebbe il momento giusto per un salto proprio anche di idea, di immagine di questo Valpolicella, visto sempre da tutti come un vinello, un qualcosa da pizzeria, che non lo è. Oggi beviamo di Valpolicella superiori che sono incredibilmente buoni e nulla hanno che invidiare ai grandi Baroli, ai grandi Brunelli, ai grandi Chianti. Sono dei vini incredibili. All'interno della cantina, Nicola e Alessandro hanno lasciato questa parete di roccia viva. Questo è calcare ed è il vero punto di forza del vino che poi nasce e viene messo in questi vini da sempre, perché è da qui che le vigne traggono la loro ricchezza nutrizionale per conferire quel tocco di unicità insieme al clima che rendono per l'appunto speciali i vini della Valpolicella. Ma questa è una consapevolezza, la consapevolezza di questo patrimonio naturale va coltivata, va ricercata, va studiata. Quindi da un lato gli insegnamenti del nonno e del papà, ma poi Nicola e Alessandro hanno anche studiato per riuscire ad estrapolare dal territorio questa grande ricchezza, che poi a volte viene scoperta anche per caso. E sapete perché? Perché loro, girando per le Marogne, sono andati a conoscere la signora. Vedete questa vigna? È uno spettacolo. Perché? Perché ha più di 100 anni. Pensate che è sopravvissuta alla fillossera, questo parassita che nell'Ottocento ha praticamente distrutto la viticoltura europea. Ma qui ha tenuto botta, ha resistito. E pensate che Alessandro e Nicola l'hanno scoperta per caso durante i lavori di sistemazione delle Marogne di questo loro podere. Ed è stata una cosa che li ha anche emozionati, perché qui c'è la storia della viticoltura, non solo della Valpolicella, ma italiana. Ed è ancora oggi una signora che si fa ammirare. Quando siamo arrivati in azienda io e mio fratello, la prima cosa è stata quella di capire il nostro terreno, quindi abbiamo fatto una zonazione della nostra azienda e in questa zonazione abbiamo trovato delle particelle che erano significative e più qualitative di altre, perché il terreno cambia e il terreno decide poi la qualità del vino. Il Casalvegri è diciamo così, il nostro fiore all'occhiello, è un po' un punto d'arrivo su quello che volevamo fare. Eravamo giovani ma le idee erano chiare. Noi da subito, sin negli anni 2000, abbiamo puntato su Valpolicella indipendente dall'Amarone. Indipendente in quanto non è un ripasso e non è una seconda scelta dopo la prima cernita dell'uva per l'Amarone. Noi dedichiamo proprio tutta la vigna del Casalvegri, questo è il suo nome, per fare un grande vino, un grande Valpolicella. Quindi un vino che fa 13 gradi e mezzo alcolici in vendemmia significa l'uva matura, ricca di aromi, di zucchero, di colore, di tutto. Tutto quello che serve sta nella vigna. L'uomo deve intervenire il meno possibile per quanto mi riguarda e anche in cantina dobbiamo cercare di non rovinare quello che abbiamo fatto in campagna. Essere innamorati delle tradizioni vuol dire anche saperle mettere in pratica. E questo ne è un esempio concreto, perché è il fruttaio di appassimento delle uve che qui riposano prima di diventare Amarone e Recioto, ancora con le cassette di legno, proprio come si faceva un tempo. E anche questo, se vogliamo, è un modo per rispettare le origini, ma anche per andare controcorrente. Ma ci sono delle ragioni ben precise per cui Alessandro ha adottato ancora questa tecnica, la tecnica dei nonni e del papà. Cassette di legno perché il legno è un materiale che assorbe l'umidità e ci permette quindi di asciugare, soprattutto nella prima fase, il raspo, che è la fonte di umidità più grande che abbiamo nel grappolo. Per tradizione era il legno perché non esistevano dehumidificatori, non esistevano ventilatori e quindi ecco serviva proprio un materiale capace di fare da spugna, di assorbire l'umidità dal grappolo.
Però oggi la stragrande maggioranza dei produttori usa le cassette di plastica anche per motivi igienico-sanitari, dicono. Ma diciamo che si usa più per un discorso anche di comodità. Ecco, sul discorso igienico-sanitario sapete che il legno ha il tannino che è un antimicrobico naturale, quindi diciamo che è più un discorso forse di comodità. Ecco, poi il fungo che attacca l'uva, la botrytis, non ha una forma di, diciamo così, di conservazione che può perdurare da un anno all'altro, quindi ecco, anche ci fosse qualcosa di botrytis quest'anno in un grappolo, non è che l'anno dopo, se non lo laviamo, si ripropone. Secondo te, Alessandro, c'è ancora qualcosa che manca alla Valpolicella? Io credo che manchi forse a volte un po' di visione più ampia. Deve partire questa cosa da noi produttori. Io credo che stiamo ancora seguendo, non stiamo insegnando. Seguiamo quello che è il mercato, ma non insegniamo che cos'è veramente il nostro vino. Ecco, questo è un passo che dobbiamo fare e credo che le nuove generazioni lo faranno. Forse io ho 40 anni e sono, diciamo così, un ponte tra la generazione di mio padre e la nuova generazione. Oggi comunque anche i ragazzi studiano, fanno enologia, io credo che sia importante comunque la cultura, lo studio, perché tutto questo crea un futuro diverso, ecco, ci porta a capire, a voler capire cosa stiamo facendo, dove siamo, cosa vogliamo fare, dove andremo. E poi, ragazzi, Alessandro vuol dare un altro messaggio importantissimo. Un bicchiere al giorno toglie il medico di torno, ricordatevelo. E allora lui, siccome mi vuole bene, ha deciso che il dottore io non lo vedo più per tutta una vita. Lì a Marrone, vero? Sì, certo, questo qua è un bicchiere alla mia portata. 3 litri di Amarone. Senti che roba, senti che roba. Adesso aspettiamo che si versa fuori, che si ossigeni e dopo prendiamo. Che bello l'ora così. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Un po' come i chef intelligenti.